ritorniamo umani, no? Abbiamo messo l'uomo negli spazi abbandonati. C'è chi ci ha messo le biciclette, c'è chi ci ha messo il teatro, c'è chi ci fa dei progetti sociali, abbiamo visto anche a Padova cosa succede, insomma, la rigenerazione parte e finisce dall'uomo. Abbiamo visto anche in questo spazio una topografia probabilmente era piena di macchine, litografie, offset, ciclostili, e adesso invece è piena di uomini. Questo ci dà l'idea un po' di come è andato il capitalismo, no? Adesso io farò un intervento che ha anche una parte politica, e la mia politica non è quella dei vecchi centri sociali di Bologna, come sono stati menzionati prima, che era una politica di chiusura, ma è la politica dei nuovi centri sociali di Bologna, che partono dal 2012 con i distretti popolari evoluti, ossia una politica di territorio e di inclusione sociale. Riteniamo che lo spazio non sia più una barriera, nascondersi dietro un muro e tirare su un cancello per fare quello che si vuole, insomma, ma che lo spazio sia uno strumento, un attrezzo per fare rigenerazione urbana e per fare in modo che le persone possano svilupparsi anche nel teatro. Il teatro ha sicuramente bisogno di un tetto, ha sicuramente bisogno di due fari, quindi la differenza di usare quel tetto, quel palco come strumento e non come invece possesso. Io mi chiamo Werther Albertassi, faccio parte del collettivo di planimetri culturali di Bologna, siamo un'associazione indipendente dal 2004, in questo momento curo la formazione di operatori della rigenerazione urbana per le pubbliche amministrazioni al Politecnico di Milano. Sono 2 anni che c'è questa che diciamo che è la prima scuola di riuso nazionale, non sarà l'ultima, infatti quest'anno è nata un'altra a Reggio Calabria, e anche questo ci dà l'idea di come sta cambiando anche la formazione dei nostri giovani. Non si va più a formare gente che poi arriverà in officina o a stampare, ma si formano persone che lavoreranno sul blog, su internet, sul vettoriale. Quindi anche il prodotto della comunità cambia, mentre prima eravamo molto produttori di accessori, ora siamo produttori di fantasia, quello che vendiamo in internet, quello che non è tangibile. Quindi la rigenerazione passa anche da questo, dal sapere dove stiamo andando e dal sapere quale idea di città abbiamo. Se siete tutti qua, questa città non vi piace, se no non sareste qua. Avete una vostra idea di città per migliorare quella in cui siete e siete qua a cercare di capire come fare a migliorare la città in cui siete. La città non è l'urbanistica. Nel 1942 Gorbia buttò lì la prima legge urbanistica. Siamo ancora attaccati a quel 1942. Dal 1942 ad oggi sono 70 anni. C'è stata la guerra, c'è stata l'inflazione, c'è stato il decentramento, c'è stata la globalizzazione e questo ha creato vuoti nelle nostre città, le città che noi pensavamo piene, no? La grande espansione del dopoguerra, buttiamo là palazzi intorno alle città e poi ci buttiamo dentro tutta la gente che arriverà dal risorgimento. Non è più così. Le pubbliche amministrazioni stanno rincorrendo la rigenerazione, non riescono più ad addomesticarla, perché il mutamento, la trasformazione delle nostre città è molto più veloce di com'era. Le migrazioni e le immigrazioni che ci cambiano anche il tessuto umano delle città, ci cambiano il tessuto produttivo. Ricordo che studiando Olivetti è stato uno dei primi a capire che quando creiamo le città lontane, a me non piace parlare di periferie, penso che periferia sia uno status, un brutto status e non sia un luogo. Le città lontane, quelle che distantano dal centro, creano disagio e Olivetti, che capì questa cosa, iniziò a studiare come migliorare la qualità delle vite per migliorare la produzione industriale. L'uomo diventa industria, l'industria diventa capitale, questa è l'Italia. L'Italia deve essere venduta, la città deve essere venduta, è un prodotto. L'amministrazione e la città non siamo solo simpatizzanti, siamo un suo prodotto. Più stiamo, più la nostra città vale. Città metropolitane aggreghiamo i comuni, le città diventano più grandi e hanno più valore in Europa. E le vendiamo, le città vendono le persone. La ribaltiamo, le persone sono il valore delle città. Quindi noi possiamo costruire il posto più bello del mondo, e se è vuoto è un posto morto. Mentre possiamo costruire un piccolo hangar con un teatro, lo riempiamo ed è un posto vivo. Questa è la rigenerazione urbana. Riqualificazione, ristrutturazione, demolizione, costruzione. Niente è rigenerazione urbana se non passa dall'innovazione per il bene del territorio.
Le persone sono le prime beneficiarie della rigenerazione urbana, migliorare la qualità della vita. Possiamo volere delle città come Torino, soggetto massimo inquinamento in Italia. Possiamo avere delle città come Taranto, la città della grande metallurgia e dei grandi tumori per i bambini, che il primo ospedale ce l'hanno a Bari, a 140 km di distanza. Possiamo essere delle città come Bologna, che vende panini, birre dappertutto. Adesso abbiamo Fico, il grande parco alimentare, perché sembrava che a Bologna non fossero capaci di farlo mangiare. Io ho mangiato lasagne buonissime per 50 anni, eppure è nato Fico. Chissà perché ci serve un Fico. L'orto urbano non è l'orto, non è la patata che fa l'orto urbano, ma è la persona che va a annaffiare la patata che fa l'orto urbano. L'uomo è il valore della città, noi abbiamo il diritto della città, noi abbiamo il diritto di dare la nostra opinione alla città. E quindi partecipazione ai progetti della città, partecipazione ai tavoli di lavoro della città, delle amministrazioni, ma non si ferma nella partecipazione, la partecipazione arriva nella collaborazione. Noi siamo tutti qua, siamo partecipi a questo evento, ma collaboreremo se dopo ci scambieremo informazioni, diventeremo più grandi, magari diventeremo anche innovatori, però è questa la dottrina che ci porterà avanti, esserci e collaborare, metterci in gioco sulle nostre città. Non è facile, è difficile, bisogna trovare i soldi, bisogna convincere le amministrazioni che sono un decoccio quelle, perché tutti ci alziamo la mattina e facciamo le stesse cose, ma tutti andiamo a letto la sera sperando cose diverse. Non succederà mai, questo è Einstein. Einstein diceva che matto è colui che tutti i giorni fa le stesse cose e si aspetta risultati diversi. Questo vuol dire che se invece noi ci rimbocchiamo le mani, e ogni giorno facciamo cose diverse, tiriamo fuori idee nuove, forse la nostra città cambierà. Vi racconto di un nostro progetto che è senza filtro, ex edificio Maccaferri, uno dei tanti disfatti dal capitalismo, quindi quelli grandi, che essendo grandi però sono anche molto funzionali per noi associazioni di territorio, perché diventano mix funzionali, no? I grandi capannoni si battono, abbiamo sentito anche prima nell'angolo, si possono trasformare in modo veloce, possono ospitare attrazioni diverse, laboratori diversi. E quindi noi abbiamo questa roba, noi siamo arrivati dentro uno spazio di 12.000 metri quadrati, a 500 metri dalla fiera di Bologna, quindi non lontano dal capitalismo bolognese. Siamo arrivati lì, 6.000 metri quadrati di uffici, direzionale, mentre 6.000 quadrati di officina, capannone, si producevano fili di ferro. Abbiamo ripensato come fare a togliere quel buco nero che dava fastidio a tutto il quartiere. L'abbiamo occupato, dopo averlo occupato siamo andati dalla proprietà. Dalla proprietà abbiamo cercato di fargli capire che noi ci saremmo presi cura dell'immobile e siamo riusciti a fare un patto con la proprietà con un comodato d'uso gratuito temporaneo. La nostra associazione fa custodia gratuita di spazi temporaneamente in disuso, in cui il gratuito è orrendo perché nessuno vuole lavorare gratis e il temporaneo anche perché dà un'instabilità nel futuro. In realtà queste cose si possono trasformare. Il fatto di chiedere un uso gratuito temporaneo a una proprietà privata, lavoreremo molto sulle proprietà private perché i comuni sono chiusi in questo e noi abbiamo trovato porte aperte alle proprietà private, fa in modo che questo immobile non esca dal suo mercato immobiliare, quindi non un contratto 4 più 4, 8 più 8, in cui il proprietario dovrà dire io per quegli anni avrò un buco nero nel mio conto di bilancio, perché noi chiediamo l'uso gratuito, che non è gratuito, ossia è gratuito ma ci lavoriamo, facciamo custodia, come abbiamo visto anche prima, facciamo manutenzione, facciamo operazioni di prevenzione al degrado, facciamo operazioni di inclusione sociale. Questo è quello che fa la rigenerazione urbana. Noi in quello spazio abbiamo inserito 22 associazioni, tutte differenti tra loro, chi di volontariato, chi di welfare, chi di sociale, chi di culturale, chi di artistico. Le industrie culturali sono tantissimo forti nella città di Bologna, le industrie culturali partono dalle associazioni culturali del territorio, dalle persone come noi. Abbiamo fatto in modo che queste persone avessero lo spazio gratis. Noi l'abbiamo avuto gratis dalla proprietà, l'abbiamo concesso gratis. Abbiamo mantenuto la direttiva chiaramente dell'immobile perché, come si ricordava prima,
non ci sono solo gli spazi che usano le associazioni, ma in mezzo ci sono strade, lampioni, panchine. Quindi la manutenzione e la cura del comune è a carico di tutti. Probabilmente anche noi nella nostra città dovremmo fare qualcosa del genere. Le 22 associazioni si sono sviluppate, molte non lo erano ancora, lo sono diventate lì dentro, hanno prodotto, hanno creato, hanno fatto laboratori, quindi hanno creato valore alla città, sono uscite dal contenitore che era lo stabile e hanno portato valore al territorio, valore aggiunto. Alla fine abbiamo potuto anche sentire qualcuno che ci ha detto: voi siete un ammortizzatore sociale. È vero, ma non noi. Tutte queste operazioni diventano piccoli ammortizzatori sociali da accompagnare le giunte che magari non avrebbero i soldi per fare ciò da soli. L'integrazione sociale, i richiedenti asilo. Noi abbiamo lavorato con il carcere. L'orto era curato dai carcerati, quindi riuscivamo a tirare via per una giornata i carcerati da dentro le sbarre e a metterli a lavorare nei nostri progetti e la sera tornavano a casa. Casa, la gabbia. Insomma, abbiamo cercato di fare dei progetti umani. Queste 220 associazioni sono ancora lì. Noi abbiamo fatto un contratto temporaneo, abbiamo visto che il capitalismo non si sta rifacendo ancora, c'è ancora difficoltà. Quindi questo temporaneo che doveva essere di un anno è diventato 2, poi è diventato 3, poi è diventato 4. Abbiamo attivato altri progetti, sempre il modello temporaneo, ma che sono tuttora vivi, perché il modello temporaneo è anche rinnovabile, no? La proprietà addirittura ci viene a contattare dicendo: se voi ve ne andate questo mi torna a diventare degrado urbano. Noi abbiamo cancellato il degrado urbano in quei posti, abbiamo cancellato questi posti dalle liste nere della nostra città. Abbiamo dato valore alle nostre città? Certo. Se noi recuperiamo uno spazio abbandonato non facciamo bene a noi stessi, facciamo bene al vicinato. L'appartamento di fronte prende valore. Se io sono abbandonato, quello perde valore, quel mattone perderà valore. Una volta si pensava che il mattone era l'economia, il traino, lo troviamo nel dopoguerra. Adesso il mattone è un peso, non sappiamo più dove smaltirlo, perché siamo cresciuti troppo. La crescita immobiliare non è paragonabile alla crescita demografica delle città. Le città non crescono più a livello di persone, tanto più che qualcuno è ancora lì che chiude le porte agli immigrati. La testa è piccolina, se noi abbiamo bisogno di valore, se noi abbiamo bisogno di persone, se noi abbiamo bisogno di lavoro, di manodopera, abbiamo bisogno di immigrati, come lo siamo stati noi, insomma. Io credo che il valore delle città dipenda molto dalle persone. Il valore di questa casa rispetto a quella, rispetto al quartiere, rispetto alle case della città di Belluno abbandonate, rispetto a tutto Belluno rispetto all'Italia. Quindi miglioriamo la nostra casa, diamo valore al nostro quartiere, diamo valore alle nostre città e diamo valore alla nostra relazione sul mercato europeo. È una cosa bella e una cosa brutta, perché il mercato europeo chiaramente ci vuole mangiare. Però noi dobbiamo essere in piedi per stare al passo con le altre città europee, con le altre nazioni. E quindi come fare a creare questi valori sempre? Ripeto, partecipazione e collaborazione, quindi le associazioni che voi avete sentito essere nello spazio ex Maccaferri, grande impresa edile di Bologna, che poi è diventato senza filtro, centro di smistamento per le arti differenti, il che voleva dire che doveva essere un laboratorio innovativo e sul pezzo, nel senso che l'innovazione non si ferma. Quando uno è innovatore perché lo fa tutti i giorni. Un'idea viene sempre ripristinata, le idee vengono anche copiate, innovazione vuol dire anche copiare le belle idee. Io copierò qualcosa dai beni comuni della caserma ex Piave, io copierò qualcosa anche dall'hangar dei teatranti. Queste cose ci sono anche a Bologna, ma sicuramente essere qui vuol dire, come dicevo prima, collaborare, scambiarci delle idee che possono migliorare i nostri progetti singoli, ossia il bene comune. Questo è il bene comune. Ci sono due tipi di persone nella vita, quelle che vogliono e lottano per avere quello che vogliono, e ci sono quelle che invece vanno in giro per la strada. Sono queste due. Voi dovete decidere, noi dobbiamo decidere se vogliamo lottare. Quindi lottare, siamo qua a parlare di rigenerazione, di bene comune, di qualità della vita. Vogliamo lottare in questo, cerchiamo di migliorarci. Detto questo, le 22 associazioni di prima erano anche sportive, erano anche sociali e erano anche culturali. Le sportive erano 6, sono diventate 12, parkour, skate, BMX acrobatica, tessuti aerei,
arti circensi, c'era un po' di tutto, quello che poteva ospitare un grande capannone, con le difficoltà che ci sono per mettere a norma questi spazi. Noi abbiamo individuato parecchi problemi nel cercare di utilizzare gli immobili, che siano poi comunali o privati. E il primo è l'IMU. Il proprietario chiaramente quando gli vai a chiedere di utilizzare il suo immobile ti dice io ci pago l'IMU in 12.000 metri quadri, tu non gli dai niente. C'è una legge, adesso non riesco a darvi i documenti, peccato, magari lascerò una chiavetta per chi li vuole, del 62 che invece già prevedeva lo sgravio dell'IMU per attività sociali e culturali del comune. Questo è uno degli elementi che noi siamo andati a cercare a scovare. Poi dopo c'è il cambio di destinazione d'uso. Quello è un altro problema, che comunque io devo fare un teatro dove c'era invece un garage, una officina meccanica, ho il cambio di destinazione d'uso. Noi abbiamo fatto un ostello dove c'erano degli uffici, era un ostello Erasmus per studenti a prezzi calmierati, gestito da un'associazione che si è formata all'interno dopo la nostra formazione, e c'era stato richiesto 25.000 euro dal comune per il cambio di destinazione d'uso. Noi ci siamo impuntati, abbiamo fatto lo stesso all'ostello e non abbiamo pagato nessun cambio di destinazione d'uso. Siamo andati avanti e abbiamo portato il problema alla regione, abbiamo portato il problema molto avanti, siamo riusciti a ottenere nella nuova legge urbanistica regionale Emilia-Romagna, all'articolo 16, che parla, per la prima volta in Italia, di uso temporaneo, una legge urbanistica che parla e incentiva l'uso temporaneo, siamo riusciti a fare inserire l'articolo 16, che prevede anche l'esenzione del cambio di destinazione, l'esenzione dell'IMU per attività di bene comune. Noi tutti dobbiamo rientrare con le nostre piccole agricolture di rigenerazione in un grande processo che è la rigenerazione urbana di bene comune, non progetto. Non è né l'hangar da solo, non è né la caserma da sola, non siamo noi da soli, noi siamo parte della rigenerazione urbana, parte di un processo. Non è neanche l'Archistar che ci viene a fare la fontana in piazza, la rigenerazione. Per me quello non è neanche parte del processo della rigenerazione, è solo vendita e marketing, ma ci potrebbe anche stare, come ci sta il grande imprenditore che arriva dalla Russia e ci mette a posto un albergo o una caserma che noi non potevamo farlo perché non avevamo i soldi. Ciò deve essere una rete, ciò deve essere parte di un processo dove ci sarà anche la parte economica del mattone, del capitale, ma ci deve essere soprattutto, come abbiamo detto prima, non c'è rigenerazione se non c'è attivismo sociale, se non c'è l'uomo che ci si mette in gioco. Tornando al senza affitto, noi abbiamo fatto 3 anni, ce ne siamo usciti, adesso abbiamo un grande progetto che è proprio il ripensare l'uso dei centri sociali, dei centri di aggregazione, perché il centro sociale sì, è anche il centro Arce, anche il circolo Arce, anche l'Arce Scao, sono centri sociali alla fine, sono i centri anziani, sono centri sociali. Quindi noi ci siamo ripensati e l'immagine che usciva da Bologna non era quella proprio pulita. Io sono nato nei centri sociali, io ho lavorato nei centri sociali, io ho costruito dei centri sociali con la mia associazione e adesso abbiamo costruito l'ultimo, che lo chiamiamo distretto popolare evoluto, proprio perché sono quei centri dove si va a cercare di fare del bene alle persone, al popolo, e per farlo si cerca collaborazione, partecipazione, ossia al popolo. Noi ci siamo messi in rete, come avevano fatto anche loro, tra di noi ci sono architetti, tra di noi ci sono fontanieri, ci sono elettricisti, quindi siamo capaci di fare l'impianto idraulico, non abbiamo bisogno di comprare un'impresa, siamo capaci di fare un impianto elettrico, siamo capaci di fare le pulizie. Non è che per ogni cosa ci deve essere qualcuno che facciamo un bando e gli facciamo fare l'impianto elettrico, ce lo facciamo da soli, siamo capaci. Siamo anche capaci, abbiamo fatto vedere alle amministrazioni di autosostenerci economicamente. Ho sentito prima, ma il fatto di mettere persone insieme, professionalità insieme e mantenere la collaborazione, quindi lo scambio, fa crescere le persone singole e quando ci si mette insieme a lavorare si creano eventi veramente importanti. L'unico patto che noi avevamo dato alle associazioni che prendevamo nella nostra rete era partecipare alle pulizie comuni e una volta al mese lavorare tutti gratis per lo spazio. Quella volta al mese si costruiva l'evento più bello che avevamo in mano, tra tutti noi, eravamo tutti artisti, professionisti, quindi qualcuno aveva sempre un contatto, un artista che arrivava dall'estero e si cercava di amplificarlo, di metterlo giù nello stesso giorno
lavorarci tutti insieme, quindi creare un evento che fosse redditizio, creare valore, creare soldi partendo dai cittadini stessi, dalla loro professionalità, da quello che sapevano fare loro. È un po' un anticapitalismo questo, no? Cioè non è più quello che mi obbliga a fare quello che vuole lui perché c'ha i soldi lui, ma sono io che creo valore di me stesso e do valore alla rete che sta lavorando con me. Le semplici recinzioni che vengono risistemate dai cittadini, può essere che quel cittadino il giorno dopo invece lavora per una ditta che fa recinzioni, però perché non farlo di volontario in un centro sociale, in uno spazio aggregativo, in una ex tipografia? Io credo che dovremmo vedere molto dove vogliamo arrivare nella rigenerazione urbana, perché sta scappando, è un treno molto veloce. Adesso sento parlare di rigeneriamo la rigenerazione. Assarola, cioè, non finisce più questa storia della rigenerazione, ormai è 10 anni che si parla di rigenerazione in Italia. È migliorata, ripeto, 42, la prima legge urbanistica, 70 anni di deroghe, delibere, leggi. Adesso sono usciti i protocolli d'intesa, i patti di collaborazione sono usciti a Bologna. È migliorata la nostra vita, migliorata la vostra città, non c'è più nessuna paura, uscite la sera liberi, i bambini li lasciate giocare in strada a fare Mi sembra che in 70 anni non abbiamo migliorato molto la nostra qualità della vita e mi sembra che c'è ancora molto da fare. Chiaro, adesso abbiamo la vernice che prima non avevamo, chiaro, abbiamo il fornello a gas, prima c'era il fuoco e le caverne. Ma forse starà meglio loro se parliamo di qualità della vita, se parliamo di arrivare alla sera felici. Questa è la qualità della vita, quando la sera ci andiamo senza avere il problema della bolletta, di questo, di quell'altro, del figlio, della scuola, del militare, della caserma, della fontana che non va, e del frigo che si è rotto o il computer che ha bisogno di essere rigenerato. Bisogna arrivare a essere felici, questa è la qualità della vita. E quindi noi dobbiamo parlare nell'ottica di come migliorare insieme collaborando alla qualità della vita. Io ruberò idee anche dell'ambiente. Questa cosa del fatto che l'ambiente abbia un accordo con RFI, usatelo tutti, perché io non lo sapevo fino a ieri, e invece l'accordo con RFI è RFI, come Poste Italiane, come Trenitalia, Innesti Urbani, non mi ricordo come si chiama l'altro, cioè hanno patrimoni abbandonati che sono immensi, tantissimi, spostati in tutto il territorio. Da lì riparte la rigenerazione. Non parte da un albergo fatto dentro una caserma in città, ma parte da tutte le stazioni ferroviarie rigenerate, perché creiamo un percorso per i cittadini, creiamo mobilità leggera, mobilità lenta. Siamo sempre più abituati al turismo rapinatore, che arriva, ci ruba quelle 2 ore e poi se ne va. Magari ci lascia anche 2 lattine vuote in mezzo alla scalinata. E invece non abbiamo quel turismo che ci viene a conoscere, viene a sapere come sono le città, viene a capire come vive la gente nelle città e quali sono le trasformazioni delle diverse città. E stiamo invece tornando a quello, dobbiamo essere venduti per quello che siamo, non per quello che ci ha creato il mercato. Il mercato ci ha fatto diventare produzione, ci ha fatto diventare la città della grande industria, la città delle patate, la città della siderurgia, come dicevo prima. Ma noi non siamo quelli. Io non credo che nessun tarantino sia contento di avere il tumore per lavorare dentro quella ilma, si chiama, insomma. È una dispersione di morte. E questi sono imperi che sono stati creati. Purtroppo loro non possono non lavorarci perché comunque lo ci mangiano. Questo vuol dire il discorso iniziale, che partiamo da Belluno per arrivare a Bologna, per arrivare a San Donà e per arrivare fino là, fino a Taranto, fino a Reggio Calabria, fino a Bari. La rigenerazione deve arrivare là. Noi siamo uomini qua, ma siamo uomini là. Siamo andati a vedere dei progetti bellissimi giù. Tra l'altro Bari ha lavorato negli ultimi 4 anni rigenerando parecchi spazi. Eppure i problemi che hanno loro sono i problemi che abbiamo noi a Bologna, sono quelli che avete qua. L'IMU, l'esenzione, la burocrazia, il CPI, il certificato di prevenzione incendi. È un danno enorme per la rigenerazione urbana. Io non sto parlando che queste cose fanno male, io sto parlando che queste cose devono essere ripensate se vogliamo lavorare sulla rigenerazione.
Dobbiamo dare gli strumenti a chi fa rigenerazione per poterla fare, perché è inutile che tutti noi ci andiamo a spostare contro la burocrazia. 2 ce la fanno, gli altri 8 gliela danno su prima. Basta, troppi problemi, troppe pugnette, troppi soldi, non ce la faremo mai. Deve essere leggera, slow la rigenerazione, democratica. Non deve essere in mano a 2 imprenditori, deve essere democratica sul territorio, quindi strumenti leggeri e veloci ci vogliono. Questo è quello che noi dobbiamo cercare. Il CPI è un certificato di prevenzione incendi, viene dal TULS, viene dalla polizia, dalle leggi di polizia. Perché la legge di polizia governa un teatro? Eppure il CPI per un teatro è un casino, sarete più di 100 persone, se non avete quell'uscita di sicurezza. È un problema, vanno ripensati. Il fatto dell'usare temporaneo e il fatto dell'usare riciclabile vanno di pari passo. Noi abbiamo proposto al certificato di prevenzione incendi che accetti l'impianto da cantiere. Stiamo portando in Parlamento anche questa cosa. Il fatto che qua ci vogliono 2 fili, vi faccio un esempio pratico, dentro al muro ha un certo costo e ci vuole qualcuno che firmi quel lavoro, un certificato. Se invece prendo una prolunga CE, a norma CE, che mi è stata venduta a norma, con un cavo a norma e le attacco in 2 prese a norma, io sono a norma questo. Invece se l'Italia fosse un po' più avanti, accettasse l'uso temporaneo e gli strumenti temporanei, io quando me ne vado stacco le 2 prese e ho riciclato anche il filo. Noi l'abbiamo fatto tante volte, dimmi. No, secondo me è importante, secondo me dovresti dire anche, cioè, perché è che si fa, è che è venuto fuori un po' da tutti, è che si fa nonostante, no? Che si riesce a fare, è vero che è una fatica, più fatica, eccetera, però molte volte quello che ferma le persone sono proprio la norma che è contro questa cosa qui, ma la rigenerazione vuol dire essere in grado di fare nonostante, cioè non arrendersi, no? Se non c'è quella forza lì non ci può essere rigenerazione. Vero, però perché la rigenerazione diventi infestante, un virus deve avere degli attrezzi, se no tu ci riuscirai, ma lui no, lei sì e lui certo, no. Però gli attrezzi cioè ognuno di noi ce li ha, l'hai già detto, ma mi piaceva risottolinearlo, perché magari per me è come sentire una cosa ovvia, però non lo è per questa allora parlo di un altro attrezzo. La coscienza dello strumento che ciascuno ha, è perché io mi ci scontro tutti i giorni e quindi certe volte è solo un numero di telefono di qualcuno in un progetto, cioè tu hai un contatto che in quel momento lì ti risolve un problema, no? Questa percezione qui è difficile che le persone la abbiano, cioè prevale un senso di impotenza, cioè io cosa posso fare in questo progetto e non riescono a vedere cosa possono fare. Tu quando hai costruito una rete sei già a posto, perché quando hai costruito la rete hai il momento buono in cui quella relazione lì ti servirà per costruire, per realizzare quello che stai facendo. E l'importanza di quando si dice fare rete, che non si capisce mai che accidente vuole dire, è quella lì, costruire delle relazioni che al momento opportuno, con un obiettivo comune, ma che al momento opportuno si attivano al minimo dispendio energetico, perché bisogna stare vivi. Bene, no? Però bisogna anche lavorare a togliere quei problemi che... Certo. Perché le Certo. leggi sono fatte dagli uomini, sì, e ma non si sono cambiano calate anche, dall'alto, si cambiano, spingendo, non le serve bonifiche. stare al governo, no? Le bonifiche, allora la legge prevede niente per la bonifica, se non che tu la faccia quando entri in uno spazio, cosa stupidissima. Le caserme ci hanno rovinato le città e noi adesso andiamo a bonificarle con i tuoi soldi o quelli del comune. E questa è una legge, anche questa italiana. La bonifica, come anche quella di una carrozzeria che ha buttato via gli oli della macchina, la deve fare chi sgombera, chi ci ha guadagnato soldi su quella schifezza. Non si può dare le spese della bonifica a chi subentra, perché non li avrà quei soldi. Io devo andare a bonificare una caserma a Bologna, 8 metri di terreno da scavare perché ci sono pallotte e schifezze sotto, quanto mi costerà? Non sarà mai fatta quella caserma.
E quando fanno l'articolo 24-26 dello Sblocca Italia con studenti usate le caserme, è una buffonata. Perché a studenti avete i soldi per bonificarle? No, perché ce li dà? Il comune certo non ce li ha. Il problema del comune è non ho soldi. La stupidità del comune è non si può fare. Non ho soldi, abbiamo fatto vedere, e anche voi avete fatto vedere che si può lavorare. Non si può fare, la risposta classica del comune. Ma io vorrei che il mio sindaco dicesse, sai, non l'abbiamo mai fatto, magari ci guardiamo se ci riusciamo in un qualche modo. Mi sembra una bella idea. E invece è più comodo dire non si può fare e io torno a sedere sulla poltrona, perché richiede coraggio, no? Le amministrazioni pubbliche devono avere il coraggio anche di sbagliare, non solo noi. Noi ci mettiamo in gioco anche per una denuncia di occupazione. Sicuramente non lo fa il consigliere comunale, non lo fa l'assessore, perché ha un ruolo che deve essere diverso dal nostro. Noi dobbiamo rischiare la denuncia, ma lui deve fare in modo che non la rischiamo la seconda volta. Quello è un consigliere comunale, che trova i mezzi per cui ci si possa muovere.